Nell'ambito delle celebrazioni mariane a Lavagna, la festa della Madonna del Ponte dà uno spunto particolare e unico per la riflessione. Il primo ponte tra il cielo e la terra è Gesù e Maria rappresenta l'arca di questa nuova alleanza. Ma il ponte è da sempre simbolo dell'esperienza di incontro, mettendo insieme realtà diverse, favorendo l'apertura e l'accoglienza. Su questi spunti si è basata la riflessione proposta da Don Federico Tavella nel giorno della festa. 3 i verbi indicati dal sacerdote come vie di approfondimento: aprirsi, ascoltare, vivere. L'esperienza autentica di vita cristiana sia proprio come Maria dentro un'apertura al mistero di Dio, cioè Maria che dà fiducia al mistero di Dio, Maria che ha ascoltato, perché l'ascolto è la base di ogni progetto, di ogni novità, e soprattutto è anche l'intuizione che c'è una vita interiore che si deve radicare dentro di noi. E poi l'altra parola importante è vivere, perché se il mistero di Dio non entra nella vita rimane sterile, si perde, e noi non abbiamo la possibilità di comprenderlo, perché soltanto vivendo uno comprende il significato vero. La comunità di Nostra Signora del Ponte quest'anno ha vissuto la ricorrenza per la prima volta con il nuovo parroco Don Stefano Libini. Un gruppo di volontari si adopera per organizzare i vari momenti della festa. Sì, la festa è molto sentita, molto partecipata, noi la nostra Madonna vogliamo molto bene, la nostra Chiesa noi l'amiamo, cerchiamo di tenerla al meglio possibile, cerchiamo di fare il nostro meglio. Nel cuore dei lavagnesi, ma in particolare degli abitanti di questa porzione di territorio periferico al confine con Cogorno e Chiavari, le celebrazioni rappresentano un momento importante nell'anno. Celebrare la festa della Madonna del Ponte voglia dire essere persone che credono e si rimotivano nel fatto che la nostra identità non è soltanto legata a noi, ma è legata dentro un'esperienza di accoglienza. E sappiamo oggi come questa accoglienza oggi è vista con diffidenza. Invece dare fiducia che l'accoglienza diventa un modo per realizzare pienamente quello che noi siamo.